incazzati quando è entrata in vigore una legge che l'IDER ha promosso raccogliendo 1 milione di firme, portandole in Parlamento, in cui si chiedeva di confiscare i beni ai mafiosi e di usarli socialmente. Allora ho sentito frasi del tipo: che c'entrano le mie case, i miei terreni con questo? Io saldo il mio conto con lo Stato con il carcere. Che c'entra adesso queste cose? Uno mi disse una volta: i miei beni io li ho acquisiti con sangue e sudore. E io gli risposi: certo, degli altri. Capite? Però questa è la mentalità. E questo però li faceva male. Cioè, se uno oggi volesse davvero contrastare le mafie, anche sul piano repressivo, dovrebbe, accanto al carcere, riuscire ad aggredire il patrimonio mafioso. Se c'è un motivo per cui uno delinque, è quello di arricchirsi. E se uno vuole veramente, come dire, deve sottrargli quella ricchezza. Ma qui, ripeto le cose che dicevo prima rispetto alla continuità con la politica, attenzione, perché nulla sarebbe permesso se non ci fosse quella copertura, e che la corruzione è sempre e soltanto l'altra faccia della medaglia della criminalità organizzata. Criminalità e corruzione vanno di pari passi, vanno insieme, non sarebbe possibile l'una senza l'altra, si nutrono, come dire, si alimentano vicendevolmente. Allora quell'iniziativa che poi ha portato alla costituzione delle cooperative, a coltivare quei terreni, a produrre dei beni che oggi si possono trovare nel supermercato e che provocatoriamente abbiamo scelto di coltivare tutto su terreni biologici, in quella forma, perché fossero puliti oltre che giusti, eccetera. Ed è certo che hanno aggredito il patrimonio mafioso, hanno posto un segno in quel territorio, perché è vero che le mafie hanno origine in alcune regioni, alla Sicilia, nella Calabria, nella Campania. Però a Corleone c'è la villa di Totò Riina, la gente di lì doveva passare abbassando la testa in segno di rispetto nei confronti di Don Totò. Ma quando quella villa, dove ci sono il ferro battuto, la ringhiera, poi ci sono i ruscelletti e poi la pomellatura è d'oro massiccio, perché uno doveva far capire che insomma c'era tanti soldi, li poteva sprecare anche in quel modo, e i marmi di Carrara. E allora, quando quella villa poi è diventata la scuola agraria del paese, e la gente ha rialzato la testa, ha cominciato a capire che forse valeva la pena stare dalla parte giusta, no? E che i favori non si dovevano chiedere a Don Totò. Lo Stato ti veniva incontro, riconoscendoti un diritto, e che quel bene, in qualche modo, non era stato messo in circolo, ma era stato sottratto alla comunità. Ecco il concetto di economia che non aiuta lo sviluppo. Ecco, io penso che su questo piano bisognerebbe approfondire un ragionamento ed essere molto attenti a legittimare in qualche modo, in qualche forma le mafie. L'altra forma di legittimazione è che questo cancro non sia in qualche modo estirpabile, no? C'è una vecchia leggenda che ci fa pensare che le mafie siano invincibili e che non, al contrario, come diceva Falcone, abbiano, come tutti i fenomeni umani, un inizio e una fine, no? E sono invincibili, ci stanno attaccati alla pelle a questo paese, fanno parte della storia di questo. Anche Garibaldi ha dovuto scendere a patti con la mafia. Anche gli americani, quando sono arrivati, dovevano scendere a patti con la mafia. Quindi la mafia in qualche modo, no, scusatemi, un ministro della Repubblica che arrivi a dire che con la mafia dobbiamo convivere, fa crollare tutti i percorsi di educazione alla legalità che facciamo nelle scuole. Capite? Non è pensabile. E quel ministro, così come purtroppo avviene, si è avvezzi, non lo dice, come dire, roteando il cucchiaino nella tazzina del caffè al bar, no? Ma lo dice perché? Perché si è pensato di costruire il ponte sullo stretto di Messina. Libera alza la voce, insieme a tanti altri soggetti, dicendo: attenzione, è pericoloso, ci saranno le infiltrazioni mafiose. È un'ipotesi, ma è un'ipotesi attendibile. E al di là delle ipotesi, i due magistrati intercettano ancora una volta, sarà per questo che sarà con l'intercettazione, non lo so, però intercettano ancora una volta una telefonata che parte questa volta da Montreal, dove si è rifugiato
il clan, alcuni elementi di particolare importanza del clan Caruana Contrera, che telefonano e dicono ad un altro: ma per sto ponte noi che cosa possiamo fare? Dice: no, che cosa possiamo fare? Già fatto tutto. Dice: abbiamo un'azienda che parteciperà, che è controllata da noi, che ha tanto di certificato antimafia, dice la dice: i concorrenti non ci saranno, li sappiamo come scoraggiarli, e quindi quell'appalto, non per la costruzione ma per il progetto, attenzione, dice: ce lo siamo già giudicati, tenetelo come vostro, compare, dice alla telefonata. I magistrati corrono dal ministro competente per questa cosa e dicono: guardi, abbiamo questa cosa qui. E la risposta del ministro non è interveniamo in maniera inflessibile, dice: con la mafia dobbiamo convivere. Guardate che questa è una cosa assurda, no? Cioè, è questa mentalità che va sfatata e va contrastata accanto al contrasto alle mafie. L'azione di educazione alla legalità diventa importante perché, e ve ne parlo qui, perché secondo me questo sì, in maniera più forte ancora attraverso tutto il Paese. C'è la dimensione economica delle mafie in maniera particolare, oltre che gli effetti di droga e prostituzione che abbiamo detto, che attraversano tutto il Paese e non riguardano soltanto alcune regioni, ma c'è quella mafiosità a cui si faceva riferimento appunto all'inizio, che costituisce una mentalità di tolleranza dell'illegalità, di uso dell'illegalità a propri fini, in qualche modo. Ma io l'ho capito subito questo un giorno si è venuto a confessare da me un signore che mi diceva: si può dire il peccato, non il peccatore, e dice: io sì, mi confesso oggi perché c'è mia figlia che deve fare la prima comunione, quindi che figura ci faccio? Mi sembra nobile, il motivo va bene, e dice: guardi, io a messa domenica non ci vado, poi mi sono arrabbiato, ho detto delle parolacce, dice, poi sa, la solita scappatella extraconiugale, finora l'elenco, dice basta, poi dopo di questo penso che basta. Dico: guardi, che lavoro fa? E mi ha detto meccanico, ma poteva dirmi anche dentista, poteva dirmi anche notaio, non lo so, poteva dirmi medico, non è il meccanico in sé, un altro mestiere qualunque. E io gli ho chiesto: guardi, le è mai successo di frodare gli altri, cioè il cliente, di cambiare un pezzo e di chiedergli più di quello che gli spettava? Guarda, avrei dovuto fotografare gli occhi di quel signore. Mi ha guardato con 2 occhi di innocenza, dice, e mi ha risposto, dice: ma questo che c'entra? E dico: no, questo è peccato almeno quanto gli altri. E dice: ma come peccato? Vabbè, ma si capisce che lei non sta nel mondo, diciamo, e noi sono un marziano. Dice: no, perché dice, se non fai così non vai da nessuna parte, mi ha risposto. E quindi in qualche modo l'illegalità, la pratica dell'illegalità piegata, no, ai nostri vantaggi, ai nostri benefici, no? Capite? E questo è significativo, importante. Mi avvio alla conclusione, voglio sottolineare questo pensiero sulla illegalità e sul rapporto nostro con la legge. E perché a un certo punto questo signore mi faceva capire che forse anche come comunità cristiana non siamo stati capaci di annunciare con la stessa forza con cui lo facciamo per altre situazioni e per altri peccati, quanto sia importante per una buona convivenza, fraterna convivenza all'interno della comunità, almeno non frodare l'altro, no? Ma questa idea che l'illegalità, la pratica dell'illegalità, no? Che significa non fare lo scontrino, non pagare le tasse, non cercare di frodare quanto è possibile, come è possibile, eccetera, perché c'è l'idolo del denaro e dell'economia. Scusatemi, perché quegli altri che ammazzano, che idolo hanno? Quindi c'è in qualche modo una vicinanza, una parentela tra queste 2 categorie. Attenzione, un giorno dovevo andare a parlare ai ragazzi di una scuola media di Scampia, che è la scuola media Giovanni Battista Ricco. Scampia è un quartiere di Napoli malfamato, secondo degradato, secondo molti, ci sono molti indici in questo senso, ma è la scuola da cui sono stati presi gli attori del film Gomorra, e in particolare